La variante Delta del Covid lambisce anche il Vicentino. Nel cluster di Isola Verde a Chioggia ci sono anche 3 bambini del territorio di Vicenza. I ragazzini, come gli altri che sono risultati positivi, stavano frequentando il centro estivo di rugby nel camping Isamar. Si tratta di casi che abbiamo seguito, stiamo appunto contattando le varie famiglie, abbiamo messo tutti in quarantena i contatti stretti e gli stessi casi positivi sono attualmente in isolamento. Attualmente i nostri 3 casi sono in fase di sequenziamento che è stato richiesto per tutti e 3, ma non abbiamo ancora ad oggi il risultato. Bambini che al momento risulterebbero pauci sintomatici o asintomatici e non ci sarebbero dati su ricovero di sintomatologia rilevante. Intanto, dopo i lunghi mesi di emergenza, anche la terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, per la prima volta da settembre non vi sarebbero più ricoveri per Covid. Confortanti anche i dati che arrivano sulla situazione contagi. Nelle ultime settimane il livello di contagi si è molto abbassato, ci aggiriamo su una media giornaliera di 5, 6, 8 casi o anche meno a volte, quindi sicuramente numeri che ci permettono di fare un tracciamento più accurato rispetto ai mesi scorsi. Cerchiamo di mantenere alta l'attenzione, di fare un contact tracing allargato al fine di contenere il più possibile la diffusione anche di potenziali varianti.